Benvenuti, benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Green Telling che va in onda in concomitanza con l'apertura a Verona del Vinitaly 2026. Vi presenteremo questa edizione e parleremo di lattiero caseario da Latibusche, della ricchezza del mondo cooperativo veneto, la dolcezza dell'agroalimentare calabrese, di agricoltura e ambiente e la sfida dei crediti di carbonio, la meccanizzazione innovativa, il rapporto col turismo e molto altro. Restate con noi, sigla. Ebbene, come abbiamo detto, si è appena aperta la 58esima edizione di Vinitaly. In tutti i padiglioni di Verona Fiere, produttori, esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo si stanno incontrando per celebrare l'eccellenza vitivinicola italiana e globale. Anche quest'anno Vinitaly si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Accanto alle degustazioni e masterclass, spazio crescente è dedicato ai temi della sostenibilità, della digitalizzazione e delle nuove tendenze di consumo. Va anche detto che il settore vitivinicolo sta attraversando una fase complessa, con una generale contrazione dei consumi, segnata dallo scenario globale e anche a nuove abitudini di vita. I vini rossi, storicamente simbolo della tradizione, registrano un calo di interesse, con una leggera attenzione verso prodotti a basso contenuto alcolico o dealcolati. Sul piano internazionale, l'introduzione di dazi e le tensioni commerciali rendono più difficile l'export, mentre le guerre in corso generano instabilità economica e logistica, con inevitabili ripercussioni su tutta la filiera. Green Telling seguirà attentamente questa edizione di Vinitaly e anche nelle prossime puntate vi mostrerà come evolve questo settore ormai strategico per il nostro agroalimentare, che ha superato nel 2025 i 70 miliardi. E adesso linea a Luca Bellotti per il suo sottolineato. Siamo alla 58esima edizione del Vinitaly. Non è una semplice fiera, è lo specchio di un settore fondamentale nel nostro paese che oggi più che mai si trova davanti a una fase di transizione, di trasformazione profonda. Arriva infatti in un momento non facile. Da un lato pesano le tensioni internazionali tra guerre e dazi e dall'altro assistiamo anche a un cambiamento nei consumi. Si beve meno vino, soprattutto rosso, e cresce una sensibilità sociale contro l'abuso di alcol che, pur partendo da motivazioni condivisibili, rischia talvolta di penalizzare indistintamente tutto il comparto. Credo che un buon bicchiere di vino non faccia male a nessuno. Questo ha portato a comunque nuove tendenze, vini a bassa gradazione, prodotti senza alcol, nuove modalità di consumi, segnali che il mercato sta cambiando e che le imprese devono saper leggere queste modifiche, queste variazioni, e i numeri parlano chiaro. Oggi nelle cantine italiane ci sono circa 60 milioni di ettolitri di vino invenduti ed è purtroppo un dato in crescita rispetto allo scorso anno, e non è solo un problema italiano, ma è un problema anche francese. Nella Francia si estirpano vigneti e migliaia di aziende stanno abbandonando la produzione. Insomma, lo Champagne e la California registrano contrazioni veramente significative. Eppure, paradossalmente, la produzione italiana resta forte, quasi 50 milioni di ettolitri nella vendemmia del 2025 e siamo i primi al mondo. Ma questa resta purtroppo una vittoria di Pirro se non si accompagna a una strategia di mercato adeguata. Ed è qui che il Vinitaly assume
un ruolo decisivo con quasi 4.000 aziende presenti, oltre 1.000 buyer selezionati, operatori da più di 130 paesi. Diventa un luogo dove non solo si vende ma si costruisce il futuro del vino italiano. Chissà che il Vinitaly in questa edizione importante ci porti un po' di fortuna. Grazie a Luca Belotti e adesso andiamo a Feltre per l'assemblea della cooperativa Lattebusche con una importante novità. Termino il mio lavoro in Lattebusche come direttore generale dopo 52 anni, quindi ho conosciuto un periodo che per me, come ho detto prima, in assemblea è stato un sogno, nel senso che di anno in anno c'era qualcosa di nuovo, c'erano fusioni in continuazione, per cui lo scenario cambiava e per questo non mi sono mai stancato e non ho mai ceduto a lusinghe di crescite fuori dal territorio oppure in altri ambiti. Siamo cresciuti perché abbiamo capito che bisognava uscire dai confini della nostra provincia. La montagna da sola non ce la fa a reggere. Credo che la nostra montagna abbia retto un po' meglio perché si è messa assieme con la pianura e allora la struttura si è irrobustita. Da un lato ha potuto affrontare mercati nuovi, ha acquisito delle DOP che non aveva. Dentro in tutto questo metterei soprattutto l'importanza delle fusioni che dicevo prima a metà degli anni '80 hanno portato a mettere insieme tutta la produzione lattiera della provincia di Belluno in pratica, quella dell'88 che ci ha consentito con la Clodiense di aver il mercato sul litorale adriatico da un lato e sul centro di Padova dall'altro, nonché un nuovo prodotto come per esempio il gelato, nel 93 con quella della Brega in provincia di Vicenza, dove abbiamo portato dentro due prodotti DOP come l'Asiago e il Grana, ma soprattutto una quota in Agriform che ci ha consentito di delegare a questa struttura nata appositamente tutta la vendita dei nostri prodotti all'estero. Perché chiudere il suo discorso con questa immagine di uno scenario periglioso con una persona che lo sta guardando? Questo è un segno, devono capire che non è una situazione normale questa è una situazione assolutamente anormale, finché non ci sarà minor produzione ma non è facile che sorga da un giorno all'altro un'ulteriore necessità di proteine, come si diceva 4-5 anni fa. Finché non succederà questo è difficile che la situazione cambi. Se continua così è peggio che non troncare. Nel 2025 Lattebusche ha registrato risultati record, confermando la solidità del modello cooperativo. I soci allevatori sono 274, distribuiti principalmente nelle aree montane del Veneto. La cooperativa conta inoltre 6 siti produttivi e una rete di vendita capillare. Il fatturato ha superato i 164 milioni di euro, in crescita di quasi il 6% rispetto all'anno precedente, il livello più alto mai raggiunto. Il totale annuo del latte conferito dai soci è poco meno di 1,5 milioni di ettolitri. Numeri che evidenziano una crescita importante, pur in un contesto di mercato e di congiuntura sempre più complesso. Grintelling continua, e lo facciamo restando nel mondo della cooperazione e delle assemblee. A Padova si è tenuta quella di Confcooperative Veneto. Vediamo. Confcooperative è il volano nel settore primario perché il modello che noi rappresentiamo è il modello cooperativo, un modello che già di suo vede l'uomo al centro, ancor prima di generare ricchezza e di generare business, perché lo sottolineo, il nostro è un modello di impresa. A me piace pensare che sia più virtuoso degli altri, perché mette assieme un territorio, una comunità, in molti casi gestisce davvero un territorio creando ricchezza, creando capacità non soltanto di fare imprese, fare industrie, fare lavoro, ma di mettere assieme
più persone in uno scopo, in un progetto unitario che gestisce, non localizzando, quel territorio. In questo caso l'agroalimentare fa sì anche che abbiamo dei prodotti in Veneto, essendo il Veneto una delle regioni più virtuose, più ricche nell'agroalimentare, e nella sua ricchezza il 65% dell'agroalimentare veneto è in capo alla cooperazione. Perciò quando noi mangiamo un prodotto veneto dobbiamo capire che il 65% della produzione di fatto è cooperativa. Per noi per questo è un vanto il fatto che il nostro modello sia leader in Veneto come capacità di aggregazione, capacità di conferimento, capacità di trasformazione dei prodotti agroalimentari della pesca. Ecco che Confcooperative è sempre stata al fianco degli associati, dei conferitori e dei soci. Modesto De Cetta è il presidente della cooperativa Latte Busche, che oggi si è incontrata come tutti gli anni per fare il punto della situazione tra luce e ombra, vero Presidente? Sono sempre preoccupato, ma oggi di più, perché oggi, da quando sono il Presidente, è la prima volta che abbiamo abbassato l'acconto, rimesso in piedi il riferimento produttivo. Sono delle azioni che non sono facili da far digerire ai soci. E questo perché? Un'equità tra i soci con riferimento produttivo intanto. Chi munge troppo, noi abbiamo messo già nel 2013 una specie di freno per cercare di equilibrare quel latte che fa troppo danno, non riversarlo su tutti i soci ma su una parte. Quindi bisogna saper gestire le produzioni, in particolare ovviamente la produzione del latte, perché poi voi trasformate tutto in formaggio. Maggio è tutto dopo quasi, che vuol dire di origine protetta. Questo bisogna iniziare a spiegarlo bene al consumatore. Di origine protetta vuol dire che è di una certa area, ha una qualità, ha un territorio, ha degli alimenti. Allora voi producete in montagna, soprattutto però avete anche molti soci di pianura. Qual è il futuro della zootecnia di montagna e quindi del latte? È un futuro difficile, specialmente in montagna. Noi la nostra parte la facciamo. I soci, l'ho detto prima, sono tutti uguali. Noi abbiamo un occhio di riguardo per la montagna, ma Latte Busche da sola, senza la politica che dà un aiuto, non può far tutto. Abbiamo fatto anche un distretto di alta montagna dove facciamo il latte bio, dove diamo un prezzo diverso, però più di così non possiamo fare. E quindi il futuro com'è, grigio? Di natura, lo ripeto ancora, sono ottimista, è una tempesta che passerà. L'importante è tenere la barra dritta, cercare di tenere la fiducia dei soci, e dopo di questo momento secondo me torneranno ancora momenti buoni. Michele Miotto è il nuovo direttore di Latte Busche, allora le chiediamo subito, diamo i numeri di Latte Busche. I numeri di Latte Busche sono circa 300 soci, 274 soci, divisi circa la metà in pianura, l'altra metà in montagna. Raccogliamo più di 4.000 quintali di latte al giorno per circa 1,5 milioni di ettolitri di quintali all'anno. Produciamo per il 50% di questo latte, viene trasformato in grana padano, e l'altra parte viene suddivisa in prodotti freschi, dal latte, mozzarelle, stracchini e latteria, e poi una parte importante in formaggio Piave, circa 350.000 forme di formaggio, che è un prodotto che viene proposto su varie stagionature, raggiungendo anche i 12, 15, 16 mesi e mantenendo sempre delle ottime qualità. E questo è sempre stato il cavallo di battaglia di Latte Busche. Questo momento che viviamo è particolare. Io stesso non ho mai lesinato nel dire che questa è una crisi diversa dalle altre perché deriva da una sovrapproduzione interna. Però il direttore uscente Bortoli, il suo predecessore, ha detto che quest'anno 2025, appena trascorso, è stato un anno straordinario. È vero che è stato un anno straordinario, purtroppo verso la fine dell'anno è esplosa questa quantità a livello generalizzato, non solo italiano, anzi non solo veneto, ma veneto, italiano, europeo e mondiale. Questa coincidenza la stiamo proprio subendo tutta adesso. E la guerra quanto conta? La guerra in questo momento non abbiamo ancora, secondo il mio parere, ancora preso le misure giuste. Crea senz'altro molta preoccupazione, ma sui numeri non ci sono ancora. Greentelling continua.
Gianluca Gallo, assessore regionale calabrese per quanto riguarda l'agricoltura, qui al SIGEP, perché c'è una Calabria dolce oltre che una Calabria straordinaria? Per mostrare a chi calabrese non è la grande maestria dei propri artigiani, pasticceri, gelatieri, panificatori, pizzaioli, che utilizzando i nostri prodotti tipici, unici, identitari, raccontano anche la Calabria. Ecco, io credo che questa Calabria dolce, ma anche salata, vada raccontata nel modo migliore possibile, ospitando in questo stand tantissime manifestazioni, tantissime dimostrazioni dei nostri maestri che rappresentano la Calabria bella, quella Calabria della qualità che in questi anni si è formata ed è cresciuta tanto. È la prima intervista che le facciamo dopo la sua rielezione e quindi facciamo un veloce consuntivo dello scorso mandato. Se parliamo di agricoltura, abbiamo sostenuto fortemente le aziende, abbiamo speso tutti i fondi a nostra disposizione, abbiamo dato qualità alla spesa perché abbiamo sostenuto le aziende con bandi non generalisti ma bandi monotematici che hanno consentito l'apertura di vere e proprie filiere. E poi abbiamo aperto una nuova programmazione, la 23-27, che si è sovrapposta alla vecchia programmazione 14-22, programmazione con la quale abbiamo declinato dei bandi molto più veloci su piattaforma, che nel giro di poche ore danno le graduatorie preprovvisorie e poi nel giro di poche settimane le graduatorie definitive. Aprendo questi spazi abbiamo anche dato in questa programmazione sostegno forte alle aziende perché la percentuale di aiuto è salita al 100% per i giovani e al 75% per chi non è più giovane e magari partecipa a un nostro bando, perché vogliamo favorire gli investimenti per fare in modo che questa Calabria che cresce, perché d'altro canto anche il nostro export cresce da 14 trimestri consecutivi a doppia cifra ed è trascinato dal settore agroalimentare, per questi nuovi spazi ci siano investimenti che possano aumentare le produzioni, naturalmente finalizzando il tutto alla qualità. Bisognerà continuare su questa strada, nel senso che qualcosina abbiamo fatto, ma moltissimo rimanga da fare in una Calabria che per esempio in questi anni ha ottenuto tanti riconoscimenti per i propri prodotti identitari dal punto di vista comunitario, IGP e DOP. Siamo in attesa per esempio per quest'anno di avere il riconoscimento del peperoncino IGP di Calabria, ma ecco che vuole raccontarsi davvero come una regione dinamica, capace di camminare sulle proprie gambe, una regione che ha dismesso ormai ufficialmente la maglietta nera di Ultima. Grazie, Grintelling continua. Saranno ben 120 gli espositori diretti e 137 marchi, di cui 122 provenienti da 13 regioni italiane e 15 da 7 paesi esteri, con in testa l'Ungheria, per l'edizione numero 24 di Caccia, Pesca e Natura, che ritornerà a Longarone Fiere Dolomiti il prossimo fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Una fiera ricca di eventi, grazie anche ai contributi della Regione del Veneto e della provincia di Belluno. Ci sono anche molte novità e soprattutto, ripeto, le attività fatte con le scuole, con le famiglie, sono delle attività innovative che portano proprio un vento nuovo anche verso la fiera. Che cosa possiamo trovare a Caccia e Pesca Natura? Oltre alle attrezzature dedicate al mondo della caccia e della pesca e al vivere outdoor, anche ovviamente la possibilità, grazie anche alla Festa del Cacciatore, 29esima edizione, e anche non solo, di fare assaggi e di incontrare anche dal punto di vista culinario quello che è il mondo dei selvatici, sia per quanto riguarda il mondo della caccia, ma anche per quanto riguarda il mondo della pesca, con degustazione anche di prodotti ittici del territorio. I crediti di carbonio sono sostanzialmente in questo momento un mezzo per cercare di far crescere l'agricoltura e il mondo verso un mondo migliore. In qualche maniera sì, deve essere uno strumento di cambio.
uno strumento di cambio che fa convergere interessi economici, ambientali, sociali per trasformare le aziende agricole. Allora, questo è il terzo summit europeo per raggiungere quale obiettivo? Questo è il terzo summit che facciamo per accompagnare la Commissione europea nel creare politiche che servono, che funzionino, che vanno in questa direzione, soprattutto per confrontarsi con i problemi che ci porta il cambio climatico. Noi riteniamo che la gestione dell'ambiente più in generale, come preservare le risorse naturali, qual è il contributo degli agricoltori appunto sui grandi temi della transizione verde, sia un tema di impresa. Il tema del carbon farming è da tempo che come Confagricoltura lo stiamo portando avanti. Riteniamo che questa attività vada remunerata per quello che effettivamente l'agricoltura fa. Pochi sanno che i 2/3 della superficie agricola italiana, è gestita dagli agricoltori, e quindi credo che questo contributo e soprattutto il ruolo degli agricoltori sia fondamentale. Se poi penso a quanto è stato fatto negli anni scorsi sui grandi temi della sostenibilità, prendiamo ciò che di buono è stato fatto, continuiamo a costruire sopra, perché un modello economico come quello italiano fatto di qualità, a cui si può aggiungere la sostenibilità delle produzioni, può diventare veramente un boost che il mercato globale riconosce oggi a chi lo fa. Gli agricoltori vogliono essere protagonisti sui grandi temi della transizione. Certamente non vogliamo essere solamente coloro i quali vengono chiamati a dover rispettare un sistema di norme, vogliamo aiutare a costruirle insieme. Oggi il mondo è fatto di un mercato globale, è fatto di standard di produzione diverse, lo vediamo anche negli accordi internazionali dove da sempre stiamo chiedendo la reciprocità, quindi non vogliamo essere attori passivi ma vogliamo essere attori attivi, e in una dimensione in cui costruendolo insieme questo percorso può essere un vantaggio anche per difendere il nostro mercato rispetto ovviamente ad altre produzioni che vengono da altre parti del mondo, dove il tema della qualità non è un tema messo all'ordine del giorno. Bisogna instillare questa nuova mentalità, e il tutto per cercare di fronteggiare questo cambiamento climatico. Lo si fa anche cercando di avere culture che risparmino anche l'uso dell'acqua, per esempio, che siano resilienti ai cambiamenti climatici, che possano contribuire a catturare questa CO2 il più possibile, in maniera da rendere un pianeta più pulito possibile, quindi continuare a produrre, farlo dando anche un risultato economico e quindi incentivando le persone e gli agricoltori a farlo. E quali sono i progetti di Veneto Agricoltura su questo? Veneto Agricoltura insieme a Confagricoltura è coorganizzatore di questo evento, e noi come azienda, agenzia, facciamo vere e proprie pratiche sperimentali sulle nostre demo farm, io le chiamo così, cioè sono aziende agricole dove sperimentiamo, dove piantiamo, dove vediamo qual è l'evolvere delle piante o delle piantumazioni che facciamo, e quindi poi siamo in grado di dare delle risposte concrete agli agricoltori facendo le prove sul campo. E a Fiera Agricola troviamo anche Maria Teresa Maschio, ovvero la presidente di Federunacoma, quindi la Federazione dei Produttori di Macchine Agricole e quant'altro, la quale è felice di essere qua, ma anche perché si sta preparando a novembre. Avrete un novembre molto caldo quest'anno. Sì, noi ci stiamo preparando per la prossima edizione di EIMA International, che sarà appunto a novembre a Bologna. Oggi pomeriggio appunto faremo la nostra seconda conferenza stampa, la prima c'è stata nei primi giorni di gennaio a Roma. Che arriva in un momento in cui le macchine agricole stanno un po' riprendendo come vendita. Allora, per quanto riguarda l'Italia, sì, abbiamo dei dati positivi sia sull'immatricolazione dei trattori, ci sono stati 1.600 trattori immatricolati nel 2025, e anche per quanto riguarda le attrezzature. A livello globale invece la geografia dei mercati è un po' differente e collegata a quelle che sono anche le situazioni geopolitiche. Sappiamo che il nostro settore comunque è un mercato collegato anche ai finanziamenti, quindi anche questo ci sono paesi dove i finanziamenti sono un po' più attivi, e quindi lì sicuramente i mercati tipo Spagna e Polonia, per esempio in questo momento, o comunque il 2025 è andato bene. Mercati un po' più in sofferenza come la Germania e la Francia. È un po'
tutto in movimento, nulla è fermo sotto tutti i punti di vista, ma le nostre aziende insomma sono aziende che poi sono sempre in movimento, è la caccia di nuovi mercati, ci sono anche accordi come quelli che ci sono in corso, che ci sono stati chiusi, quello dell'accordo in India e l'accordo del Mercosur, che insomma potenzialmente possono sicuramente essere degli sbocchi futuri per le nostre aziende. Poi guardate sempre con interesse all'Africa? Assolutamente sì, e quindi io sull'Africa credo molto anche al piano Mattei, è vero che è un piano complesso, difficile, però insomma è un lavoro che non può essere visto a breve. Grazie alla presidente di Federunacoma, e ricordiamo che EIMA International si terrà quest'anno dal 10 al 14 novembre, sempre a Bologna Fiere. Un evento dove eccelle il Made in Italy, come la bella Italia emerge in tutta la sua straordinarietà alla BIT di Milano, a cominciare dalla Sardegna. Stiamo lavorando tanto per far conoscere la Sardegna meno conosciuta, quella delle zone interne, e per far dimostrare che la Sardegna è interessante, ha motivi di attrazione in tutti i mesi dell'anno e non solo a luglio e agosto. Insieme ai cammini, alle destinazioni di pellegrinaggio, al trekking, all'escursionismo, all'enogastronomia, abbiamo dei progetti molto interessanti in essere, delle offerte in campo proprio sui percorsi del vino legati al paesaggio rurale e tanto altro. Quindi Sardegna non solo mare, ma comunque mare di eccellenza, perché la spiaggia più bella del mondo è nel Mediterraneo, è in Italia ed è in Sardegna ed è Cala Golorizze. Quest'anno alla BIT abbiamo voluto portare questo tema del cicloturismo insieme al turismo lento, che lega spiritualità, natura, paesaggio e mobilità slow, che è un po' il tema che ci caratterizza e che è oggi reso contemporaneo anche dalla presenza nel 2026 dell'800° anniversario della morte di San Francesco. Vi ricordo che abbiamo circa 1000 chilometri tra greenways, percorsi ciclopedonali e ciclovie, cicloturistici, e questo chiaramente ci caratterizza come una regione che può molto puntare anche al turismo sportivo, quindi un turismo che punta alla sostenibilità economica ma anche sociale. E su questa scia nel 2026 siamo la regione fortunata, perché qui Francesco ha camminato molto, ha attraversato non soltanto l'Umbria, si è confrontato e quindi ha dato il via anche a questo meraviglioso senso del camminare, del ritrovare, diciamo, ciascuno di noi un momento da dedicare anche alla vita e ai veri valori della vita. Non solo fiori, ma anche festival e pesto e focaccia, il nostro territorio. La possibilità di far andare insieme quello che sono le potenzialità della costa con quello che è il nostro bellissimo entroterra, con le proprie bellezze, con la propria storia, con la propria architettura. In questo momento la Regione Liguria risulterebbe terza sul podio proprio per presenze turistiche all'interno, diciamo, quindi delle zone interne per quanto riguarda i borghi, e abbiamo avuto un significativo aumento di presenze nel 2025. Siamo qui a Rosolina Mare oggi per questo evento che, diciamo, riunisce tutti gli operatori, le DMO, gli OGD e il Parco del Po. Oggi si parla non di sabbia, sole e mare, che è sicuramente una delle bellezze e uno dei motivi di relax per tutta la nostra realtà, diciamo, della costa veneta, che parte appunto da Rosolina o da Porto Tolle e arriva fino a San Michele del Tagliamento, giusto per ricordare che insomma questa grande e vasta area fa quasi il 40% di quei 74 milioni di presenze che noi abbiamo festeggiato pochi giorni fa e che rendono il Veneto ancora la regione numero 1 in Italia in termini di turismo, ma appunto quello che è la parte dell'entroterra, quindi con tutta la ciclabilità, l'offerta turistica enogastronomica soprattutto, e quella esperienziale sulla quale la regione Veneto oggi cerca di puntare l'obiettivo. E già,
Ormai è acclarato che l'enogastronomia si connota come uno dei principali attrattori turistici e le tante cucine regionali italiane sono davvero irresistibili per i viaggiatori internazionali e nazionali. Chiudiamo qui questa puntata, l'appuntamento con Mimmo Vita e Greentelling. Non dimenticate il nostro sito greentelling.com e a fra 7 giorni. Arrivederci a tutti.